Andiamo dunque nel vicino Veneto, dove troviamo Armando Dreon. Forza Porto, prego dottor Padovano. Allora abbiamo Armando Dreon, appunto candidato sindaco per la lista Forza Porto per la precedente tornata elettorale, ma anche per la prossima, se non ho capito male. Quindi lei si ripresenta? Sì, certo, mi ripresenterò come tanti altri soggetti e farò la mia parte. Ecco, quindi sarebbe già la terza candidatura a sindaco di Portogruaro dopo le conferme per Bertoncello, per Tabaro, quindi c'è anche lei. Voci, rumors così che si sentono nei palazzi della politica indicano anche Giorgio Bellinazzi, possibile candidato sindaco con una sua lista civica di ex scontenti della Lega, quindi sarà una lotta fra diversi candidati come la precedente legislatura. Lei teme questo? No, assolutamente. Bellinazzi faccia quello che vuole, lo hanno escluso dalla lista della Lega di Portogruaro. All'ultimo momento ci sono stati dei problemi, lui farà quello che vuole e noi faremo quello che vogliamo noi dentro le leggi vigenti. Senta Armando Dreon, l'arrivo del commissario potrebbe secondo lei in qualche modo scavare sugli anni delle legislature di centrosinistra? Ma il commissario, come ho già detto in queste trasmissioni, è un alto funzionario prefettizio, apolitico e apartitico. Con i suoi poteri ha la possibilità di scavare, guardare, controllare che tutto sia in ordine dentro il municipio. Hanno dato ampio risalto stamattina alcuni giornali, in particolare uno, che c'è stato un disservizio sullo scuolabus a San Michele al Tagliamento. Questo perché mancava un punto di riferimento nel comune di San Michele. Questi disservizi potrebbero ripresentarsi anche a Portogruaro, secondo lei? La politica a San Michele e a Portogruaro non ha funzionato. Il sindaco di San Michele di destra è stato buttato fuori dal comune. Il sindaco di sinistra di Portogruaro è stato sfrattato dal municipio. Questo lo sappiamo, però la mancata efficienza di un comune, magari alimentata anche da questo caos politico, rischia di creare dei problemi. Non hanno saputo chiamare nessuno dal comune di San Michele perché le idrovore non funzionavano senza la corrente, ad esempio. Ho capito, sì, ho capito. E Bibione è andata sotto acqua. Secondo lei è accettabile una cosa del genere? Non è accettabile. Se si ripresenta un disservizio a Portogruaro può essere accettabile, visto che c'è il commissario e non c'è più una guida politica? Non è accettabile, ma non è accettabile che questi problemi si presentino in questo momento a causa, dice qualcuno, dell'arrivo del commissario, che questo non è vero. Il commissario è un alto funzionario capacissimo di gestire questo comune. Bene. Per un periodo transitorio, forse meglio di certi sindaci, va bene? Ringraziamo dunque Armando Dreon, sempre molto schietto, la linea alla redazione. Ringrazio io, arrivederci. Allora